L'area dove insiste adesso la proprietà della Fagiana era un'azienda che proveniva da un ramo della famiglia e con una piccola produzione di riso, che è stata una grande passione sempre del papà. Lui era un ingegnere, però aveva sempre avuto questa grande passione per la terra. È iniziata questa lunga ricerca e ci ha portato a questa opportunità. E 95-96 è stato il primo anno in cui siamo subentrati. La prima cosa che ho pensato è stato: è una bellissima proprietà, rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare. Siamo nel 1920, quando la famiglia Pasti e Romiati hanno bonificato tutta l'area da Eraclea, da Caorle fino ad Altino. Il comparto della Fagiana è stata una delle prime aziende bonificate, ma anche vendute. Il riso alla fine, quando tu lo segui dall'inizio, dalla piantumazione, lo vedi crescere, lo vedi nascere, è come se fosse un tuo figlio. In special modo qua in quel di Eraclea si è creato questo ambiente unico che non è servito a spendere tante energie in pubblicità o marketing, bastava il passaparola. Questa era la cosa più importante, la cosa anche che ti dava più soddisfazione, perché voleva dire che tu avevi un prodotto tra le mani che era un prodotto valido. Io ho avuto un'altra ulteriore fortuna, che è il figlio del direttore di Eugenio Conte, Michele Conte, che è nato qua e ha una passione tale che lo vedi proprio, che lui ci mette proprio il cuore in tutto quello che fa. Grazie al PSR Veneto siamo riusciti ad acquistare un sistema di irrigazione goccia a goccia, oltre che a un sistema di irrigazione tradizionale chiamato appunto rotolone per l'irrigazione dei campi, e con questo sistema stiamo portando avanti delle tecniche nuove di irrigazione per il risparmio idrico. Minor uso dell'irrigazione senza andare a discapito della produzione del riso. E questo è un ulteriore pregio, se posso dire, un ulteriore attù per portare avanti quelle tradizioni e quel modo di lavorare a cui siamo abituati, e sperando di riuscire a fare sempre meglio. In campagna non si finisce mai di investire e soprattutto non si finisce mai di migliorarsi. Se ci sono degli altri investimenti o degli altri fondi dati dal PSR, sicuramente saremo pronti per cercare di portare avanti delle strutture che servono a migliorare tutto quello che è la produzione e la qualità dei nostri prodotti che dopo mangiamo quotidianamente. Per me il PSR Veneto è e sarà un'ottima opportunità per tutti quelli che riescono ad accedervi e ad apporre una miglioria all'interno della propria azienda.